Anche l'Acragas è finita nel guado. Nuova inchiesta sul calcio scommesse e la Polizia di Stato sta eseguendo. Decine di fermi in tutta Italia nei confronti di calciatori, dirigenti e presidenti di club. L'inchiesta, che è coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, l'accusa è associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva. I poliziotti del Servizio Centrale Operativo e della Squadra Mobile di Catanzaro stanno operando nelle province di Catanzaro stessa, Cosenza, Reggio Calabria, Bari, Napoli, Milano, Salerno, Avellino, Benevento, L'Aquila, Ascoli, Monza, Vicenza, Rimini, Forlì, Ravenna, Cesena, Livorno, Pisa, Genova e Savona. Fra i personaggi coinvolti nell'indagine, oltre a calciatori ed ex giocatori, presidenti e dirigenti di club, figurano anche soggetti stranieri, un presunto appartenente alla cosca Iannazzo, potente clan dell''ndrangheta operante nella provincia di Lamezia Terme, e perfino un poliziotto. Sarebbero, come detto, più di 30 le squadre coinvolte nella nuova indagine della polizia, che ha portato alla scoperta di 2 distinte organizzazioni criminali che coinvolgono calciatori, allenatori, presidenti e dirigenti sportivi, in grado di truccare decine di partite dei campionati di Lega Pro e di Serie D. Tra queste vi sarebbero Propatria, Barletta, Brindisi, L'Aquila, Neapolis, Mugnano, Torres, la stessa Vigor Lamezia, Sant'Arcangelo, Sorrento, Montalto, Putoelana, San Severo e per l'appunto l'Acragas. Perquisizioni sono in corso da parte della polizia nelle sedi di diverse squadre di Lega Pro e Serie D che sarebbero, coinvolte a vario titolo nell'indagine sul calcio scommesse. Le perquisizioni riguardano anche i domicili di dirigenti, allenatori e calciatori che secondo l'indagine li sarebbero associati per truccare le partite. Le 2 distinte organizzazioni scoperte, una operante in Lega Pro e una in Serie D, erano in grado di alterare i risultati e investire denaro nel giro delle scommesse, sia in Italia che all'estero. L''ndrangheta, dietro alcune delle presunte combine di partite dei campionati venute alla luce con l'inchiesta coordinata dalla DDA di Catanzaro e condotta dalla Mobile e dallo SCO di Roma. Ad alcuni indagati vengono contestate le aggravanti mafiose e transnazionali. L'inchiesta ha preso il via grazie alle intercettazioni di Pietro Iannazzo, ritenuto, elemento di vertice dell'omonima cosca che opera a Lamezia Terme, arrestato giovedì scorso in un'operazione della polizia proprio contro l'Andrina. Tra le persone fermate c'è anche il campano Salvatore Sasà Starita, 32 anni, ex giocatore proprio dell'Acragas. Salvatore Starita ha fatto parte dell'Acragas Calcio fino al gennaio del 2014, poi ha lasciato la squadra e la città. Tra le partite sospette c'è Neapolis-Acragas, giocata il 9 novembre del 2014. In quell'occasione Starita venne espulso dopo un clamoroso fallo di mano nell'area di rigore avversaria, mentre Raffaele Moxedano, anche lui indagato insieme al padre Mario, che è il presidente del club, segnò il gol del momentaneo pareggio. Sicuramente quel fallo di mano di Sasà Starita non li aveva convinti in pieno, sono rimasti tanti dubbi, ma nessuno tra i suoi compagni biancazzurri pensava che dietro quel colpo di mano ci fosse la volontà di alterare il risultato della partita tra il Neapolis e l'Acragas. E le intercettazioni direbbero invece proprio questo. 4 gironi dopo il match, il presidente della formazione campana, Mario Moxedano, e il direttore sportivo Ciccarrone hanno avuto un contatto telefonico con l'ex calciatore dell'Acragas e i 2 non si limitano solo a salutarlo. Secondo la procura di Catanzaro, Starita, pur di mostrarsi grato ai vertici del club napoletano, violava il patto di fiducia con la propria squadra di appartenenza e salta fuori anche una telefonata intercettata dalla squadra mobile di Cosenza, nella quale il direttore sportivo della Neapolis, Antonio Ciccarrone, 4 giorni prima della gara dice a Sasà Starita di conoscere tutto quello che viene detto nello spogliatoio dell'Acragas, addirittura la probabile formazione della squadra biancazzurra che schiera il tecnico Feola. Il DS napoletano tira in ballo il capitano Agatino Chiavaro, scrive il GIP nella sua ordinanza. Mancavano 5 giorni all'incontro tra il Neapolis e l'Acragas e Ciccarrone, intorno alle 5 del mattino del 4 novembre 2014, inviava un messaggio accorato all'amico augurandogli buona fortuna per il prossimo incontro. Il giorno seguente Ciccarrone era al telefono ancora una volta con l'amico a Starita e dava sfoggio di quanto fosse abile a scoprire le carte degli avversari. Starita ne era meravigliato e lo ammirava. Il DS del Neapolis era al corrente perfino delle soluzioni tattiche che la squadra grigentina stava sperimentando in allenamento. Finito lo sfoggio delle sue abilità, Ciccarrone cambiava discorso informando l'interlocutore di quello che stava facendo per curare degli interessi che l'amico aveva a casa sua, a Napoli.
Ma non è tutto, Astarita non riusciva a sopportare più la situazione che si era venuta a creare ad Agrigento. Diceva di non poter frequentare più lo spogliatoio dell'Akragas perché accusato dai suoi compagni di squadra di essersi venduto la partita, tant'è che è voluto andar via chiedendo aiuto proprio all'amico Antonio Ciccarrone. A scoprirlo i poliziotti, grazie alle intercettazioni telefoniche a cui sono stati sottoposti lo stesso Astarita e il dirigente Ciccarrone. Telefonate durante le quali non si faceva segreto di nulla, si parlava con nomi in codice e parole fuorvianti, ma gli agenti che li ascoltavano sapevano bene di cosa stessero parlando. Buongiorno, avete sentito delle partite truccate e coinvolta anche l'Akragas? No, l'Akragas non c'entra niente con queste cose. È un ex giocatore, ma l'Akragas non c'entra niente. Ma da tifoso non si sente un po' tradito? Tradito da giocatore, però per l'Akragas no, perché secondo me l'Akragas non c'entra niente, completamente, va. Questa è una cosa che mi dispiace, ma di più per l'Akragas, perché dopo tanti anni di sacrifici siamo arrivati a un punto e deve succedere questo, sinceramente mi dispiace tanto. Speriamo che l'Akragas non sia coinvolta a questa storia. Io posso parlare dell'Akragas che una volta era MC e c'era sport, c'erano come troppo affluenza a domenica perché ci venivano. Ora e anche i sostenitori erano capaci di mantenere una squadra. Ora dopo 30 anni speriamo di ritornare di nuovo, avere una bella squadra e un pubblico sportivo. Ma cosa ne pensa delle partite truccate? No, di chi gioco non posso. Non posso di partite truccate, fuori zona. Se è la verità, che si parlano di tutto a casa, questa se è la verità, poi non sappiamo com'è la cosa. Ma intanto sì, c'è un'inchiesta aperta, cose che sempre sono successe purtroppo nel calcio perché è un calcio malato. Lei sicuramente mi sta facendo la domanda per l'Akragas, ma l'Akragas completamente. C'è questa partita sotto inchiesta, c'è un ex tesserato dell'Akragas che è stato arrestato, ho sentito stamattina leggendo sui giornali, ma dico l'Akragas, proprio penso niente a che vedere. Intanto il giocatore è stato, fatalità, è stato pure allontanato, è stato venduto nel calciomercato del dicembre 2014 e quindi io penso che non ci siano conseguenze per la società Akragas. Ma lei oggi crede ancora nello sport, tante squadre coinvolte sia di Lega Pro che di Serie D? Ma purtroppo è una brutta malattia, è stato coinvolto pure l'attuale CT della Nazionale, se ne è uscito, purtroppo il calcio è malato e questo dispiace, specialmente per noi che siamo sportivi, seguiamo questo sport e ci piace tantissimo. Anche qui ad Agrigento per esempio è tornato un entusiasmo pazzesco dopo 30 anni, però purtroppo c'è questo problema. Ma si sta montando un caso secondo me che non esiste, che l'Akragas alla fine è la parte danneggiata della situazione, se quella partita indicata è il Neapolis-Akragas. Ricordiamo com'è finita la partita. È finita 2-2, ma eravamo in 10 e abbiamo pareggiato all'ultimo secondo. Quindi siamo stati danneggiati da quella partita, da un signore, un certo Astarita. Secondo lei è un caso che sia stato ceduto il tesserino a dicembre? Penso di no, L'unica cosa che per adesso sta andando bene la squadra, taccate. È assurdo, è gettati per andare voi.